Energie rinnovabili e agricoltura possono convivere a Palazzolo dello Stella, la dimostrazione con il nuovo impianto agrivoltaico. Inaugurato a Palazzolo dello Stella un impianto agrivoltaico avanzato, progettato in modo da non impattare sulle colture sottostanti. Antonio Di Bartolomeo. Coniugare rinnovabili e agricoltura, e questo è l'obiettivo degli impianti agrivoltaici, quelli che permettono anche la coltivazione. A Palazzolo dello Stella un progetto dell'Agenzia regionale per l'energia si pone proprio questo fine, anche alla luce delle resistenze delle comunità locali ai grandi campi fotovoltaici a terra che tolgono spazio alle colture. In alcuni casi gli impianti fotovoltaici sono delle vere e proprie officine elettriche, non hanno niente a che fare con l'agrifotovoltaico o un fotovoltaico. Un'idea condivisa dall'assessore regionale all'agricoltura Stefano Zagner. Il progetto dimostrativo di Palazzolo include un impianto su un campo di soia e uno su un vigneto più complesso dal punto di vista agronomico. L'imprenditore Walter Bagnarol si aspetta un effetto benefico anche sulla salute della sua vite con una riduzione delle malattie. Avendo una copertura, semicopertura dell'apparato fogliare, le foglie non bagnandosi con la pioggia, con l'umidità, si ammalano molto meno. Di conseguenza abbiamo anche meno bisogno di fare trattamenti fitosanitari. Il pannello semitrasparente inoltre dovrebbe prevenire l'eccesso di irraggiamento. Il sistema è stato progettato su misura per il microclima locale. Noi abbiamo dimensionato sia la spaziatura dei pannelli sia la luce che filtra in base al microclima che è presente esattamente qui e non altrove. Numerosi sensori forniranno una mole di dati molto utile ai ricercatori e agronomi. Anche per questo collabora l'iniziativa all'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale. Abbiamo sensori nel terreno, temperatura e umidità del terreno, radiazione solare, bagnatura fogliare e poi tutto ciò che riguarda la parte atmosferica di temperatura e umidità dell'aria. La speranza dei promotori è di incoraggiare investimenti di questo tipo anche su altri terreni.